La fanfara del Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia e i militari in grande uniforme speciale, le specialità dei carabinieri, tra questi i cinofili. La piazza d'armi della caserma Codotto e Maronese di Padova saluta l'avvicendamento al comando della Legione Carabinieri Veneto alla presenza del generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto. 5.000 militari, 32 compagnie, 5 tenenze, 269 stazioni, una presenza capillare, quella dei carabinieri, ricorda il generale di divisione Giuseppe Spina, che dopo 2 anni lascia il comando. Ho conosciuto una realtà, quella veneta, straordinaria, vivace, scattante, scalpitante, e scenderò in Sicilia ad occuparmi delle responsabilità della terra della Sicilia, con riferimento agli aspetti di sicurezza e alla gestione degli assetti dell'Arma dei Carabinieri dislocati in quella regione. Un pensiero ai 438 militari feriti e in particolare al vicebrigadiere Marco Scuderi, ancora ricoverato dopo essere stato investito il 14 luglio a Padova da un uomo di 55 anni che si era presentato a casa dell'ex compagna nonostante un divieto di avvicinamento. Al comando della Legione da oggi generale di brigata Giuseppe Deliso, finora comandante provinciale di Palermo. Lavorerò per questa terra con la stessa passione e con la stessa determinazione con cui ho lavorato nel percorso della mia carriera. Sono orgoglioso e fiero di poter servire i cittadini del Veneto. Una regione dove siamo quasi in tutti i comuni e come la nostra organizzazione territoriale ci consente di essere vicino ai cittadini. Alla cerimonia presenti le massime autorità regionali e cittadine.